Buonasera e benvenuti all'appuntamento quotidiano con il notiziario di Prealpina.it, oggi mercoledì 12 giugno. Allerta arancione per la prossima notte, sul Varesotto sono attesi ancora i temporali. Intanto le fortissime piogge delle scorse ore hanno provocato danni e incidenti, il servizio della redazione. I meteorologi non vogliono sentire parlare di bomba d'acqua poiché il termine è considerato scorretto e improprio, ma l'immagine rende bene l'idea di quanto sta accadendo negli ultimi giorni anche alle latitudini varesine. Prima il sole, poi l'arrivo improvviso di nuvole scure e infine la pioggia torrenziale che si scatena in punti precisi e piuttosto circoscritti. Un esempio in questo senso arriva da quanto è capitato ieri a Varese, quando un nubifragio si è abbattuto sui rioni di Masnago e del Montello in particolare. Il mezzo uragano è durato alcuni minuti con le conseguenze che erano ancora ben visibili lungo le strade. La pioggia battente sembra essere stata anche tra le cause dell'incidente stradale avvenuto in Via Europa, all'altezza della rotonda con Via Uberti, dove c'è stato un tamponamento tra due automobili. Precipitazioni improvvise, violente e localizzate, insomma, proprio come è avvenuto anche a Origgio, dove le strade si sono coperte di una coltre bianca impressionante. Sembrava neve, in realtà era grandine. E a proposito di maltempo, a Legnano si sono allagate alcune case dell'Aler. Il servizio è di Luigi Crespi. Una cascata d'acqua che si infila sotto le tegole, corre sul solaio e precipita dalle canaline dove passano i cavi della corrente. Un anno fa la palazzina Aler al civico 24 di via Montenevoso a Legnano era già stata interessata da un cedimento strutturale. Nella serata di martedì i vigili del fuoco sono tornati perché le 3 famiglie al terzo piano non sapevano se temere di più un crollo, un'alluvione o di finire folgorate da un cortocircuito. Nella giornata di oggi i tecnici di Aler, il sindaco di Legnano e il consigliere alla casa Mario Brambilla hanno effettuato un primo sopralluogo, confermando la criticità di una situazione che già conoscevano bene. Una famiglia dovrà lasciare la casa e andare a vivere in un altro alloggio messo a disposizione da Aler. Le altre 2 resteranno in via Montenevoso, convivendo con una miriade di piccoli e grandi problemi. A Varese questa mattina rocambolesco incidente in via Crispi, dove un'auto si è ribaltata. Il servizio è di Linda Borghetto, le immagini di Agenzia Blitz. Incidente a Varese nella tarda mattinata di oggi. L'auto di una 95enne si è scontrata in via Crispi con quella di una ragazza di 33 anni. L'impatto violento ha fatto ribaltare il mezzo della giovane, la quale, dopo le prime cure sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo, ma non sarebbe in condizioni gravi. Il traffico della zona è stato deviato dagli agenti per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza. Sul posto sono proseguite per alcune ore le attività di rimozione della vettura. L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza all'incrocio tra via Crispi e via Nicotera. Donne e ragazze facciano attenzione a Cerro Maggiore e negli altri paesi del Legnanese. C'è almeno una persona in azione che si diverte a fare cadere lo smartphone a terra per fotografarle sotto la gonna. Tutti i dettagli sono disponibili nell'articolo già online sul sito di Prealpina.it. A Varese oltre 250 persone sono in cura ogni giorno per disintossicarsi dall'eroina. Ci spiega tutto il responsabile del SERD della ST Sette Laghi, Claudio Tosetto, al microfono di Barbara Zanetti. Ci ritroviamo nella sede del Servizio per le Dipendenze di ASST Sette Laghi con il direttore, il dottor Claudio Tosetto. Dottor Tosetto, quanti sono i pazienti che avete in cura con il metadone e con le nuove terapie e di che cosa si tratta? I pazienti in terapia cosiddetta sostitutiva, quindi con farmaci stupefacenti, sono fra tutte le 4 sedi, superiamo i 200-250 pazienti, più sui 250. Terapie quotidiane che devono essere appunto prese quotidianamente e distribuite fra metadone e buprenorfina, che è l'altro farmaco che viene utilizzato per la disintossicazione da eroina, da oppiacei. L'europarlamentare Mario Mantovani ha parlato in municipio a Cassano Magnago di medicina del territorio da tutelare durante l'inaugurazione dell'ufficio di prossimità, il servizio di Elisa Ranzetta. L'ultima volta che è stato qui ha detto che lei l'ospedale unico lo vedrebbe come polo di eccellenza, ma manterrebbe i presidi territoriali. Sono stati assegnati fondi all'ospedale unico. Che ne pensa?
Penso che comunque non si debba dismettere la medicina, direi, di territorio, e questi ospedali, che sono peraltro in 2 città importanti, non sono 2 piccoli ospedali, sono ospedali di rilievo che oggi fungono da sostituto del grande ospedale che nascerà. Intanto una funzione per il nuovo ospedale, che ancora mi pare non sia individuata, e quindi manteniamo gli ospedali di città, poi penseremo al resto. Il legame con Cassano è fortissimo, è venuto a presentare il libro qualche settimana fa, oggi torna. Qual è appunto questo rapporto? Devo dire che la politica ha le sue regole, la regola prima è la democrazia. Avendo ricevuto molti voti e avendo avuto un grande sostegno in città, è un dovere del politico rendere conto e mettersi a disposizione proprio di chi ti ha sostenuto. A Busto Arsizio ha lanciato un appello per salvare le volpi. Andiamo a sentire di cosa si tratta da Francesco Inguscio. Da più di un mese una famiglia di volpi, una adulta con alcuni cuccioli, ha preso dimora a pochi metri da Viale Borri, trafficatissima strada che da Busto Arsizio porta verso Castellanza e Legnano. Ad accorgersi della presenza degli animali è stato Andrea Mainini, vice comandante dell'Istituto di Vigilanza La Patria. Nelle sue perlustrazioni notturne per motivi di lavoro, Mainini si è imbattuto più volte nelle volpi, che andrebbero urgentemente spostate in un luogo più sicuro. Purtroppo, infatti, uno dei cuccioli di volpe è già stato investito e ucciso. Ecco perché Mainini, insieme a Sara Vega dell'associazione Casaringhio, lancia un appello alle istituzioni affinché le volpi vengano portate in un posto in cui non rischino la vita ogni giorno. La pagina dello sport di oggi è riservata ai motori. Il pilota varesino Alessio Rovera torna a Le Mans per disputare la mitica 24 ore, la più prestigiosa gara di endurance del campionato mondiale. Ci racconta tutto Beppe Macchi. Nel mondo motori ci sono 3 classiche a monumento superiori per celebrità al campionato nel quale sono inserite. Nel mondo rally il Monte Carlo, nell'IMSA la 500 miglia di Indianapolis e nel WEC Mondiale Endurance la 24 ore di Le Mans. In questo fine settimana attesissima è la gara endurance francese nella regione della Loira, che fa registrare il tutto esaurito con oltre 300.000 spettatori. Se per l'assoluta il duello vede in lizza Ferrari, Toyota e Porsche, oggi al comando della classifica mondiale, tra le GT c'è un varesino che punta in alto. È il 28enne di Casbeno Alessio Rovera, pilota ufficiale Ferrari al volante della 296 GT3 da 650 cavalli. 3 anni fa fu vincitore a Le Mans con la 488 GTE. Il pilota di Casbeno, con i compagni François Heriot e Simon Mann, combatterà contro Valentino Rossi con la BMW M4, ma anche contro molti altri rivali con la Porsche 911, Aston Martin Vantage, Lamborghini Huracan. Domenica l'arrivo della 24 ore di Le Mans è fissato per le ore 16. E come sempre ora è il momento delle anticipazioni di quel che troverete sulla prealpina di domani. Ce le fornisce Sara Giannini. Politica in ebollizione dopo le elezioni di sabato e domenica. Dal piano europeo si passa a quello locale e il protagonista diventa Matteo Bianchi, ex segretario provinciale della Lega e candidato sindaco del centrodestra alle ultime elezioni di Varese. Sabato verrà nominato assessore nel suo paese, a Morazzone, ma non si dimetterà da Palazzo Estense, anzi, resta forte il suo appello per raccogliere la sfida di candidato sindaco nel 2027. Ampio servizio di Valentina Fumagalli sul Giornale di Domani. Sul fronte alto milanese, invece, l'affermazione di Fratelli d'Italia spinge il partito a contare di più a Legnano, dove già si pensa alla partita del candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni. Intanto, da Arconate, Mario Mantovani spinge sulla segreteria regionale. Ne parla Luigi Crespi sulla prealpina di Domani. Poi c'è l'inchiesta di Barbara Zanetti sul dark web e l'appello dell'Associazione Costruttori per gestire il futuro del settore e soprattutto l'avvento delle nuove normative green. Per concludere, il programma della patronale di Busto Arsizio e per lo sport la finale dei 1500 con il torinese varesino Pietro Arese. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre alle 19 domani sera. Buona serata!